Questa ruota, benché abbastanza nuova, gira da oltre 500 anni, forse un po' meno, e noi ci troviamo in un posto meraviglioso. Questa è Molina, vi spiegheremo molto bene dove siamo, ma siamo nel Veronese, qui vicino c'è Bolca, la famosa pesciara di Bolca, ci sono tante cose belle, ci sono le cascate di Molina e come sempre allora in questa puntata cose belle, parchi, natura e ovviamente programma di sviluppo rurale e misure. Avremo molti consigli, partiamo con la sigla. Bene, allora abbiamo detto di essere a Molina. Molina, dov'è Molina? Nel comune di Fumane, nei Monti Lessini, proprio nel margine al perimetro della Val Policella. Allora, chi ha parlato è Agostino Sartori. Agostino Sartori è un po' il titolare di tutta questa bellissima realtà. Questo è un mulino che è del 1600, che tu hai rimesso a posto. Chi te l'ha fatto fare? La passione, il forte legame che ho con il mio paese è proprio il mio legame anche affettivo di questo ambiente e delle persone che ci hanno vissuto e che me lo hanno lasciato. Però voglio dire, per fare queste cose ci vogliono i soldi. Il PSR mi ha aiutato in parte, per il resto con quello che avevo da parte. Abbiamo fatto tante cose. Allora tu, usando la misura 227 del programma di sviluppo rurale, la misura 311 e la 121, hai fatto delle staccionate, dei camminamenti, poi hai restaurato questo bel mulino e poi hai anche acquistato delle attrezzature per la creazione dello spazio aziendale. Sì, perché è un progetto legato ad un marchio, credo fortemente nelle potenzialità del paese dove sono nato e dove vivo, ed è quello di far conoscere il paese di Molina mediante le sue originalità, mediante la sua autenticità. E quindi questo marchio, che si chiama appunto Terre di Molina, si declina su tre aspetti. Uno è quello del mulino, con la sua ripresa funzionalità secolare. Un altro è quello del vigneto, con la creazione di un vino, vino Ardari, il nome dell'azienda, della località dove si trova, e l'altro è proprio la dispensa, vineria, dove l'obiettivo è quello di far conoscere, assaggiare, degustare, acquistare magari anche i prodotti fatti nella nostra struttura aziendale. Se uno vuol venire qui c'è un sito, come fa? C'è un sito, il sito internet, si chiama www.terredimolina.it e lì c'è proprio la presentazione di tutta la mia idea, che ovviamente ha coinvolto tutta la mia famiglia. Adesso noi vi abbiamo parlato delle cascate di Molina, andiamo a vederle con Claudio De Stefani. Per incentivare un uso efficiente delle risorse naturali e favorire il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio, la proposta di PSR Veneto prevede l'impiego di 64 milioni di euro. Sono 9.874 le domande dei pagamenti agroambientali finanziati da PSR Veneto 2007-2013, per un totale di quasi 185 milioni di euro di aiuti concessi. I dati nel portale piave.veneto.it. La dotazione del PSR Veneto 2014-2020 sarà complessivamente di 1 miliardo 184 milioni di euro. Il programma sarà finanziato per il 43% dall'Unione Europea, per il 40% dallo Stato italiano e per il 17% dalla Regione del Veneto. Caro Mimmo, cari amici e cari amiche che ci seguite da casa, se volete sognare adesso lo potete fare. Guardate cosa abbiamo alle nostre spalle. Mi trovo all'interno di un sito affascinante, lo so che lo dico spesso, lo uso spesso questo termine, ma decisamente è così. Sono all'interno del Parco delle Cascate di Molina, accanto a me c'è Maurizio Zante Tedeschi, che è una guida naturalistica e che ci racconta questa bellezza naturale. Bene, ben arrivati a Molina. Noi siamo nel Parco delle Cascate di Molina, oasi naturale del Parco regionale dei Monti Lessini.
come vedete, che fa da padrona nel nostro sito è l'acqua. Appunto l'acqua va a formare le 7 cascate principali e comunque con tutti questi percorsi che voi vedete noi riusciamo a visitarle tutte. Ci torno tra un attimo, prima però perdonami, sono rimasto particolarmente colpito dall'originalità della gestione di questo parco. È vero che è di proprietà degli abitanti di Molina? Certo, allora il Parco delle Cascate è nato col volontariato degli abitanti di Molina, adesso ci siamo strutturati in una società. Il capitale di questa società è diviso fra tutte le famiglie di Molina. Il percorso è molto ampio, lo vediamo da questa cartina, ci sono però 3 alternative. Certo, c'è un percorso verde molto semplice, un percorso rosso che è il percorso medio, dura circa un'ora e mezza, riusciamo a vedere tutte le cascate. Per chi vuole usare un po' di più c'è il percorso nero. Il percorso nero dura circa 2 ore, ma comunque è abbastanza fattibile. Ci vuole fisico? Ma più che fisico ci vuole buona volontà e le calzature idonee e attenzione al territorio. Naturalmente lo potete fare da soli oppure ci sono a vostra disposizione le guide. Il parco, vi ricordo, è aperto da marzo a novembre, però sorprendici, siamo quasi a conclusione di questa intervista. Parlaci dell'origine di questo parco. Allora, l'origine di questo parco è chiaramente glaciale, come vedete, il karsismo fa da padrone, l'acqua nasce a monte del paesino di Molina, attraversa il Parco delle Cascate per arrivare nel fiume Adige. Vedete in sovraimpressione il sito, potete mettervi in contatto con loro per visitare questo luogo straordinario. Maurizio, io ti ringrazio, è stata una bellissima esperienza e speriamo di rivederci ancora. Grazie a voi di essere venuti a trovarci. La linea passa adesso a Mimmo Vita, noi ci vediamo per la conclusione del programma e vi parlerò di tutela del consumatore. A dopo. E rimaniamo in provincia di Verona e questo davanti è il Monte Pipalo, che fa parte di questo arco morenico che per certi versi sovrasta la Val d'Adige. Qua dietro di me il Monte Baldo e dietro ancora il Garda, il lago di Garda, e noi siamo a Rivoli Veronese, a 2 passi anche da qui Caprino Veronese, tanto per dirvi dove siamo. E siamo qui con il signor Armando Lucchesa per parlarvi di questa bellissima realtà che è una realtà vitivinicola, quindi olivicola, sì, ma soprattutto poi con dei borghi bellissimi come questo dove ci troviamo in questo momento e dal quale con un po' di intelligenza si può anche ricavare un'attività che aiuta la multifunzionalità dell'azienda agricola, quindi a dare ulteriore reddito magari con un bed and breakfast, un agriturismo, vero? Esatto, noi ci siamo cimentati in questa attività alla fine del 2009 e quindi abbiamo ristrutturato un primo edificio di metà 800 con dei risultati discreti e lo scorso anno abbiamo aggiunto in una parte di Barchessa altre 2 stanze e 2 appartamenti, sperando che pure questi abbiano la stessa fortuna delle 4 camere, insomma, in attività dal 2009, come dicevo. Allora, e diciamolo, magari facciamo 2 passi. Perché facciamo 2 passi? Perché questi sono dei sentieri che sono stati anch'essi realizzati all'interno di questa filosofia, sono soldi che sono arrivati dal programma di sviluppo rurale. Sì, diciamo che da questo punto di vista siamo stati anche fortunati, abbiamo goduto di una classifica nel PSR positiva, tanto è vero che sia sull'alloggio, quindi misura 311, che sulla 227 abbiamo ottenuto dei finanziamenti importanti. Con la 227 abbiamo fatto dei percorsi collegati all'agriturismo e alla pista ciclabile che ci gira attorno e speriamo che possano essere del valore aggiunto per coloro che vengono a dormire da noi, ma non solo, insomma, anche per eventuali esterni che abbiano il piacere e il gusto di passeggiare nelle zone boscate. Allora grazie ad Armando Lucchesa e alla sua bella azienda agricola. Adesso noi andiamo a Verona proprio città, a parlare di problemi dei consumatori. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro! Eccoci nuovamente assieme per la parte conclusiva della nostra trasmissione. Io mi sono spostato nel cuore della città di Verona, qui ho incontrato Davide Cecchinato, che vi ricordo è presidente provinciale Adiconsum. Con lui voglio parlare di un problema che, ahimè, riguarda molti consumatori. Parliamo di gioco d'azzardo. È così, presidente? Com'è la situazione in provincia di Verona?
Anche in provincia di Verona la situazione è critica, nel senso che le occasioni di gioco sono sempre di più, dalle VLT ai gratta e vinci, Enalotto, Super Enalotto, ma anche il gioco online che ci preoccupa particolarmente, perché è una fattispecie di gioco alla quale ci si può rivolgere comodamente da casa propria senza nessun controllo. Si pensi che in Italia la spesa pro capite per questo tipo di gioco via internet è di 54 euro al mese. Non ci interessa chi vince, chi non vince, a chi vanno le percentuali, che sarebbero sicuramente da elencare perché sono spaventose. Che cosa può fare un utente che è caduto in questa situazione, che riesce a superare la paura, la vergogna, diciamolo pure, e arriva da voi? Che cosa chiede? Come diceva lei giustamente, ci vuole il coraggio di denunciare questa situazione e di chiedere soprattutto aiuto. Le associazioni di consumatori, come le altre istituzioni, sono in grado di darlo anche a livello orientativo ed informativo, facendo riferimento a quei fondi anti-usura che danno la possibilità di ripianare i debiti anche di gioco e quindi di ritrovare una vita anche di tipo sociale nuova e senza problemi. Attenzione! Adiconsum vi dà un aiuto economico, ma non per andarlo a giocare nuovamente. Adiconsum tramite i fondi anti-usura ripiana i debiti versando le somme direttamente al creditore, quindi il debitore, il richiedente, in realtà non percepisce nessuna somma, ma rimane vincolato nella restituzione degli importi. Allora, noi come sempre vi diamo un piccolo ma importante aiuto. Se siete caduti in questa situazione, qui c'è un indirizzo internet al quale potete rivolgervi, non solo, ma per tantissime altre problematiche che riguardano questo argomento che oggi abbiamo solamente trattato marginalmente, ma speriamo di avervi dato un utile consiglio. Presidente, io la ringrazio, la saluto e fisso già un appuntamento la prossima volta che torneremo in provincia di Verona per parlare, ahimè, di altri problemi che riguardano i consumatori. Saluto anche gli amici che ci hanno seguiti da casa e Mimo Vita che con me ha condotto la trasmissione. Arrivederci.